Bene, se non c'è nessun altro, vogliamo aprire la Bibbia, leggeremo un salmo breve, Salmo 127. Salmo 127 è una riflessione che sento dal profondo del cuore, perché è da un po' che sto pregando di più per le famiglie. Sento tante notizie riguardo le famiglie che 127, Salmo 127. Gloria al Signore. Salmo 127, se lo avete trovato inizio a leggere. Dio sia lodato. Amen. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore, il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode. Così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che ne hanno piena la faretra. Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vogliate accomodarvi. Un breve salmo. È un salmo di Salomone, cosiddetto canto uno dei canti dei pellegrinaggi. E l'argomento di questo salmo è la famiglia, la casa, i figli, la città dove si vive, il proprio lavoro. E in tutte queste cose il salmista fa comprendere che alla base di tutto ci deve essere il Signore. Amen. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Qui si sta parlando non di una casa come edificio, fa un esempio, ma la casa in senso di famiglia. Purtroppo sentiamo brutte notizie di famiglie che si sfasciano dall'oggi al domani, così è. Ogni volta che sento una notizia il mio cuore veramente prova tanto dispiacere. Dio vuole che le famiglie siano benedette. Amen. Dio vuole benedire ogni famiglia. Amen. Ma il Signore desidera che lo coinvolgiamo. Il Signore desidera che prima di prendere noi l'iniziativa, possiamo chiedere a Lui il suo consiglio, la sua opinione, prima di incamminarci in una costruzione. Vogliamo dire, perché sapete, quando due persone si mettono insieme, si vuole costruire qualcosa, o no? Si costruisce qualcosa, si costruisce una famiglia. E io dico sempre che è qualcosa che mi è stato insegnato da piccolo. La prima chiesa è la famiglia. Amen. La cellula della famiglia è la prima chiesa che Dio ti ha dato. Alleluia. Amen. Amen. Dio deve fare parte di questa famiglia. Amen. Deve essere l'artefice, il costruttore. Altrimenti i costruttori si affaticano invano. Nonostante gli impegni e le cose, questo edificio non reggerà. Amen. Amen. Gloria a Dio. Forse è un argomento che ne parliamo mai, non c'è un matrimonio, ma sento in cuore di parlarne, non so perché, ma so che quando Dio parla ha uno scopo. Vogliamo impegnarci nella preghiera e dire: Signore, benedice le nostre famiglie. Amen. Alleluia. Soprattutto vogliamo imparare veramente a coinvolgere il Signore. E il Signore non è mai
inopportuno e non vuole prendere il sopravvento su quello che sono le nostre decisioni, la nostra vita, però desidera, lui non prende l'iniziativa, però desidera che noi ci rivolgiamo sempre a lui. Amen. Gesù ebbe a dire ai suoi discepoli: senza di me non potete fare nulla. Non siete autonomi, avete bisogno di me. Amen. Grazie per me, mi incoraggia. Senza il Signore non posso fare nulla. Alleluia. Lo voglio ammettere, lo voglio confessare. Senza il Signore non posso fare nulla, gloria a Dio. Amen. Negli ultimi tempi come famiglia stiamo sperimentando una cosa. Mia figlia Rachele aveva dei problemi a scuola, l'interrogazione era preoccupata. Di mattina mia moglie dice: vieni, preghiamo. Siamo messi abbracciati e abbiamo pregato. Così per un'altra cosa. Vieni, preghiamo. E io sono stato bene. Mi ha molto edificato e credo che la mia famiglia abbia anche usufruito di questo beneficio che viene dal Signore. Amen. Che bello quando si coinvolge il Signore. Alleluia. C'è un problema in casa? E chi è? In ogni casa ci sono problemi. Di qualunque tipo, sapete? A volte nei rapporti, in tutte le cose. Ma possiamo pregare il Signore. Possiamo tenerci per mano e pregare il Signore. Amen. Io credo che lo possiamo fare. Alleluia. E allora facciamolo. Amen. E il Signore benedirà la nostra famiglia. E così si costruirà una famiglia benedetta dal Signore. Alleluia. Amen. Poi le incomprensioni non mancano, non mancheranno, ci sono e ci saranno. Però ogni incomprensione può essere superata. Amen. Amen. Ogni famiglia cristiana può superare ogni incomprensione e deve superare ogni incomprensione. Non possiamo ricorrere ai metodi e ai sistemi di chi è fuori dalla Chiesa, dal mondo, no? Sapete qual è il sistema subito cui si ricorre? Basta, non ce la faccio più. Divorziamo, avvocati. Purtroppo questo sta succedendo anche nelle nostre famiglie di credenti. E a me dispiace, perché quella luce che dovremmo emanare e che gli altri devono vedere è una luce che si va spegnendosi. Signore, perdonaci. A me? Amen. Signore, perdonaci, gli altri possono vedere nelle nostre famiglie benedette da te. Amen. Uno dei problemi nelle famiglie è che ognuno non rispetta il proprio ruolo. Il marito non sa fare il marito e la moglie non sa fare la moglie, prevarica sul marito. E quanti ne conosco? Quanti ne conosco, fratelli che potrebbero dare qualcosa anche nel servizio, ma succubi di moglie. E non si può servire il Signore in prima persona, insegnando agli altri, se non svolgi bene il ruolo che Dio ti ha dato. Se sei marito, devi fare il marito. Se sei moglie, devi fare la moglie. Questo non significa che il marito è superiore alla moglie come importanza. C'è una collaborazione, si collabora, si parla. Ma non devi dipendere
il marito non può dipendere da quello che è la volontà della moglie. Amen. Spero mi comprendiate, perché è un messaggio biblico. Amen. Amen. Gesù è il capo della Chiesa, con il marito è il capo della casa. E a me è dispiaciuto tanto quando ho invitato qualcuno, volevo che mi collaborasse, mia moglie non vuole che io vada. Già ho capito che non era cosa per me, di servizio. E quando il mio pastore mi diceva, devi andare là subito, fratello, mia moglie capirà. Non è servizio. Amen. Amen. Guardate che famiglie si distruggono per questo motivo. Perché i ruoli non si rispettano. E i figli sono quelli che soffrono di più. Problemi psicologici, problemi emotivi, problemi alimentari. Ci si rivolge al psicologo, quando i problemi di fondo sono nella famiglia. Signore, benedice le nostre famiglie. Amen. Amen. Costruisci tu, Signore. Amen. Impariamo ad essere figli di Dio, fratelli. Non semplicemente frequentatori domenicali della Chiesa, ma figli di Dio. Amen. E tutto ciò che comporta essere figli di Dio. Amen. Amen. Alleluia. Dobbiamo pregare per le nostre case, per le nostre famiglie, ma anche per la città dove viviamo. In questo salmo c'è un riferimento anche per la città dove si vive. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Benedice la nostra città, Signore. Vogliamo amare Vittorio Veneto e i comuni dintorno, il vittoriese. Preghiamo per le nostre città, per i nostri vicini di casa. Amen. Amen. I nostri colleghi di lavoro. Amen. Preghiamo il Signore. Perché se non interviene il Signore, anche in questa città si perderà. Dove viviamo, noi siamo i soli credenti di fede evangelica. E noi dobbiamo pregare il Signore. Signore, dacci possibilità di mostrare agli altri il tuo amore. Parlare di te con amore. Amen. Amen. Alleluia. Tutto è vano se non c'è il supporto del Signore. È invano che ci affatichiamo, invano che andiamo a lavorare. Tutto è vano senza l'aiuto e il sostegno del Signore, Amen. senza la sua approvazione. Amen. Amen. Gloria a Dio. Io sono convinto di una cosa, è bello dipendere da Dio. Amen. Meglio dipendere da Dio che dipendere dagli uomini. Amen. Amen. Meglio dipendere da Dio. Alleluia. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tripolato, se non c'è il Signore. Il pane lo dà il Signore altrettanto ai suoi figli, a quelli che ama, mentre essi dormono. Cioè il Signore ci fa riposare ed è Lui che provvede. Amen? Amen. E quanto è vero è Dio, quanto l'ho sperimentato, fratelli. Quante preoccupazioni, poi un colpo, serenità. E il Signore ha provveduto. Gloria al Signore, Amen. perché Egli è buono. Alleluia, si parla anche dei figli. Dio ci dia grazia di educare i nostri figli secondo la parola di Dio.
Educare i figli non vuol dire sempre dirgli sì, sai? Sì, permettere. Amare i figli, educarli, vuol dire anche dire no. No, non puoi farlo. Ma i nostri no, i nostri figli come reagiscono ormai oggi? Cadono malati. Non mi capisci, ci si esaurisce, si convincono che sono esauriti e tanto si convincono che sono esauriti per un semplice no. Poi si cede e il no viene cambiato in sì e i figli, ho vinto, posso ottenere quello che voglio. È sbagliato. È sbagliato. Fratello, dobbiamo però avere amore. E mica se gli dici no, non hai amore. Anzi, è lì che lo ami. Quando gli eviti tante cose brutte. Amen. Amen. Dacci la forza, Signore, di dire no. Non sempre si può dire sì. Sapete come si comporta Dio con noi? Come un padre. E mica il Signore ci dice sempre sì. Ne avete ricevuti dei no da parte di Dio? Io sì. E mica quando ho ricevuto no da parte di Dio Lui ha smesso di essere mio padre. Lui continua ad essere il mio padre, il mio Dio, il mio Signore, il mio migliore amico, il Dio che servo. E dico, grazie Signore per i tuoi sì, per tutto quello che mi hai concesso, ma anche grazie per i tuoi no. Amen. Per ogni volta che mi hai detto no, grazie, perché dopo tempo ho capito le cose che mi hai voluto evitare. Alleluia. Amen. Amen? Amen. Amen. Gloria al Signore. Impegniamoci per la nostra famiglia. Alleluia. Sapete, all'epoca non avere figli era una tremenda vergogna. Per questo si parla che i figli sono una benedizione di Dio, un dono di Dio. E ci si vantava all'epoca di quanti figli si avessero, perché, come dire, Dio mi ha benedetto così, tanti figli, 3, 4, 9, si parla anche di 15, 20 figli, Adesso sono numeri che non ce ne sono più. All'epoca era così. E non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Era una forma di benedizione. Purtroppo adesso viviamo in tempi nei quali sono anche coppie che non hanno figli, ma questo non vuol dire che non è una famiglia che non è benedetta dal Signore. Il Signore sa dare dei figli a coloro che non ne hanno. Conosco dei fratelli, delle coppie che non hanno avuto dei figli, ma hanno avuto tanti figli, tanti orfani che hanno aiutato, bimbi che hanno adottato. E nella Chiesa venivano visti da tutti i bambini come mamma e papà di tutti i bambini. Ne ho conosciuti. Il Signore li ha benedetti così, in questo modo. Alleluia. Non è anche questa una benedizione, fratelli? Amen. Gloria a Dio per la famiglia, non solo quella che ci costruiamo e che costruisce il Signore, per la nostra vita, ma gloria a Dio anche per la famiglia spirituale dove il Signore ci ha messi. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Io ho visto sempre il mio pastore come una figura paterna. E sempre, io che ero cresciuto senza papà, lui mi ha trattato come un figlio. Sono cresciuto con i suoi figli. Gloria a Dio. La mia monitrice, vi racconto queste cose vere. La mia monitrice di scuola domenicale aveva avuto un tumore, un cancro, da giovane.
e pregò il Signore, dicendogli: Signore, se tu mi guarisci da questo cancro, io dedicherò la mia vita a te. Mi occuperò di crescere i bambini nelle tue vie. Non mi sposerò. Il Signore l'ha guarita da un male incurabile. Cose vere. Sorella Guzzetta è stata la mia monitrice. Non si è sposata, ma ha avuto tanti figli, fra cui anche me. E quasi tutti quelli che ci ha cresciuti adesso serviamo il Signore. Tutti pastori o monitori o a tempo pieno. Questo è frutto alla gloria di Dio. Amen. Perché la famiglia non è solo quella che hai a casa. La famiglia è quella anche tra i figli di Dio. Amen. 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 Noi dobbiamo essere una famiglia. E anzi, vi dico una cosa, che trovi più affetto a volte nella famiglia spirituale che nella famiglia di provenienza. Amen. Alleluia. A volte, non è sempre così. Ma soprattutto vogliamo dire: Signore, benedice le nostre famiglie, le nostre case, i nostri figli. La tua Chiesa sia formata dentro da famiglie veramente di credenti, di cristiani. Amen. Gloria al Signore. Amen. Che dire più? Aiutaci, Signore. Aiutaci, perché viviamo in tempi difficili. E ciò che era lontano prima nelle nostre chiese sta diventando realtà. Il mondo che era così lontano per le nostre chiese sta entrando nella Chiesa. Signore, preservaci Amen. dagli usi e dai costumi che regnano nel mondo. Noi siamo il tuo popolo. Amen. 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 Siamo il gregge che tu pasci. Tu ci insegni la tua parola. Tu ci dici cosa vuoi da noi e cosa non vuoi da noi. E noi che diciamo di amarti, Signore, vogliamo fare le cose che tu vuoi che noi facciamo. Amen. Vogliamo lasciare le cose che tu vuoi che noi lasciamo, affinché le nostre vite siano vite benedette nel Signore. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli. Vogliamo chinare il capo, vogliamo chiedere al Signore che ci aiuti.